Sospensioni di lavoratori sanitari non vaccinati nonostante fossero esentati dal medico. Volendo parafrasare il romanzo di Emilio Gadda, verrebbe proprio da dire che si tratta di un pasticciaccio brutto in via dei Lotti, sede dell'ULSS 7 Pedemontana, presa di mira, insieme al direttore generale Carlo Bramezza, da Maria Teresa Turetta, segretario veneto del sindacato CUB. L'US7 ha sospeso dei sanitari che erano esentati dalla vaccinazione dal proprio medico di medicina generale. Certificazioni di esenzione che li mettevano al riparo ovviamente da questo spettro che si chiama sospensione dal lavoro, dettato dal decreto 44. Loro hanno recapitato queste esenzioni nelle modalità che il Dipartimento Prevenzione e Sicurezza dell'US7 aveva richiesto, quindi via PEC, più volte, e si sono ritrovati ad agosto a rimanere senza salario perché sospesi. Volendo usare stavolta le parole proprio di Maria Teresa Turetta, si tratterebbe di Un'evidente sciatteria nel trattare la questione dal punto di vista burocratico, perché non si possono usare lettere copia e incolla nell'affidare un annuncio drammatico per un lavoratore. una decisione, quella dei vertici dell'ULSS 7, che ha spinto il sindacato a denunciare penalmente per falso o abuso d'ufficio il direttore generale Carlo Bramezza. Denunce pronte a partire, ci dicono, per una vicenda dai contorni ancora da definire, ma che, se confermati, creerebbero imbarazzo non solo in via dei Lotti. Noi non solo stiamo assistendo questi lavoratori in questi ricorsi costosissimi al TAR, perché questo stiamo facendo. Andare al TAR significa spendere migliaia di euro. Ma abbiamo dato mandato ai nostri legali di denunciare le figure che hanno fatto sì che questo accadesse, cioè è impensabile lasciar correre fatti così drammaticamente gravi.